dedica al teatro, scritto da Loredana Cefalù. Caro teatro, ben trovato. Avevi 60 anni che ti conosco, che t'hai amato di un amore incondizionato. Tutta la mia vita t'hai dedicato, storiando in tale copiona le tante sfaccettature che la vita mi ha mostrato. Chi ti scrive non è natura affermato, né uno di chi t'hanno sfruttato, né manco uno che con te si è arriccuto. E allora mi presento con tanto sentimento. Piacere, sogno un nattoreddo che con l'amici si diverte e ti vuole fare sto stornetto. Eravamo tutti tranquilli e beati, ognuno pensava e so scialate. Amici e nemici del mondo, prima che arrivava sto virus vagabondo. C'era chi travagliava e si arricchieva e co poveretto tanti sacrifici faceva per poter mangiare e la sua vita continuare. Tanti sono i ricordi che mi fanno pensare a te e mi passano da mente con malinconia. Prove su prove per poter onorare e lo spettacolo sopra scena poter rappresentare. Copioni riadattate, costumi rimediati per fare sopra palco una bella apparizione e do pubblico farsi fare tanta ammirazione. Quanto eri bello quando ti consavano con la scenografia. Pigliavi un altro aspetto e un'altra fisionomia. E quando l'orario dello spettacolo arrivava, i nostri facce erano contente, vedendo arrivare tanta gente. Ora sei solo e sconsolato e niente nudo ti può dare aiuto. Questo virus maledetto t'ha consumato e la nostra passione per te ha limitato. Tu ora potrai pensare a un motto antico che si dice assai, lontano di vista, lontano di cuore. Ma stai tranquillo, non ti scantare, sto motto verso di te non ha venuto valore. Noi altri e tutte le teatranti siciliane una cosa sicura ti volevo dire. Stai quieto e non ti preoccupare. Presto presto ti veniamo a ritrovare. E con la nostra meglio interpretazione ti renderemo onore e devozione. Ti saluto teatro bello sconsolato e ti dico grazie per quello che finora tu mi hai dato. Una cosa stai pensando mentre ti sta desiderando. Il teatro è anima, è vita. Non puoi manifestare la tua dote naturale attraverso il rapporto caloroso e umano con l'amico che ti dona una mano, per comunicare tutte le sfaccettature che la vita ti sa per regalare. Ora, con una frase di De Filippo voglio finire sta lettera per te, che sicuramente io era meglio di mia. Il teatro è stata una vita di sacrifici e il cuore ha tremato sempre tutte le sere. Pure stasera mi batto il cuore e seguirà a battere pure quando si fermerà. Vi saluto a tutte quante e speriamo quanto prima di tornare a recitare, che è quello che meglio sappiamo fare.